Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'ultima puntata finalmente abbiamo salvato la nostra Lisa, la nostra amata. Avevamo cacciato in questo punto la rarissima pantera nera, incredibile. Abbiamo preso la sua pelle con cui ci siamo fatti praticamente il kit Syringe totalmente maxato, no? Quindi trasportiamo il top di Syringe e in questo episodio, per ottenere più forza, per sconfiggere Vaas, dobbiamo andare a parlare con Citra, che dovrebbe essere, a detta di Vaas, praticamente sua sorella. Solo che contro di Vaas non è dalla sua parte e in teoria è schierata dai Rakyat. Adesso l'obiettivo è verso quella zona, noi siamo a piedi, ma i miei occhi vengono abbagliati da un quad incredibile. Ci andiamo così, senza un minimo di rispetto. Mamma mia, porca madonna. No, ma è difficilissimo, cioè raga, non è che sti sentieri sono normali. Sono pieni di intoppi. Guarda qua le pietre in mezzo alla strada che rompono il cazzo. Oh cazzo. Va bene. Va tutto bene. Io direi di scendere, scendiamo da qua per cortesia. Sarà l'avamposto bastardo, dove c'era il secondino qua. Allora, potremmo volendo andare in barca. Mamma mia raga, comunque c'è poco da dire. Quanto cazzo è figo il mare su Far Cry 3. E comunque raga, ve lo dico già da ora. Allora, io probabilmente mi registro un paio di episodi di Far Cry 3, poi mi porto avanti anche Tomb Raider, sperando di finire. Sì, non c'era spazio per tutti e due qua. Mi continuo anche Tomb Raider molto probabilmente, così vediamo se riesco a finirlo, in modo che ci liberiamo un po' di serie e poi possiamo anche pensare di iniziare Far Cry 4. Perché comunque la serie di Far Cry vedo che è supportata, No, Dio mio, è gente normale. È supportata e questo è un bene. Uno di voi su un post della community che ho messo mi aveva appunto consigliato magari di portare un po' di serie iconiche, no? Nel mondo del gaming. E secondo me Far Cry 3 è un gioco comunque leggendario. Cioè comunque è quello che poi ha creato la formula Far Cry, che poi è stata tanto amata da essere replicata praticamente in tutti i Far Cry. Infatti tutti i Far Cry sono molto simili, con qualche miglioramento qua e là alcuni, ma tutto è nato da Far Cry 3 fondamentalmente. Pelle di cervo. Oh, posso realizzare una ricetta. Portarazzi. Perfetto, qua serve pelle di dingo che noi non abbiamo. Addirittura c'è una lettera perduta, raga, da qualche parte. Dove ci sono le lettere perdute, di norma sono lettere che si trovano dentro queste bunker. Comunque, perché questa qui era un'isola dove magari un tempo c'era stata una guerra. Infatti queste qui sono tipo delle trincee, insomma un bunker. Qua c'erano i cannoni insomma, che proteggevano eventuali invasioni via mare. E la lettera perduta non è altro che un collezionabile. Andare a caccia di sti collezionabili, alla ricerca più che a caccia, andare alla ricerca di sti collezionabili è figo. Uno per quanto riguarda l'esplorazione, perché comunque Far Cry 3 raga offre dei luoghi praticamente fantascientifici, belli veramente. E poi oltre a questo ti danno esperienza, quindi livelli, che è una meraviglia. Ti danno 500 di esperienza a raccogliere una reliquia o una lettera perduta. Comunque io sto lottando il mondo, ma sta missione si avvicina? Vabbè, ma siamo a 26.286 km. Raga, non ce la faremo mai. L'unico modo che possiamo fare è se trovassimo una barca, passiamo di qui, magari ci trasferiamo qui, magari c'è una barca attraccata. Ecco, guarda, siamo quasi full anzi siamo full praticamente. È arrivato il momento di comprare qualcosa. Allora, abbiamo visto che l'assalto non è male e l'arco è silenziato. Dato che abbiamo appunto l'assalto silenziato, io toglierei l'arco e metterei qualcosa per quando vai nella merda, no? E allora magari ti difendi con qualcosa, tipo il PKM, oppure $1950 per questo. E magari per adesso ci mettiamo un semplice PKM, ci mettiamo soltanto una mimetica in modo da spendere un po' di soldi, e se riusciamo vendiamo le altre robe. Siamo ancora pieni di soldi, niente, dobbiamo cercare di spendere. Ok, intanto la barca ce l'abbiamo. Dai, io direi di... Ah, non è la barca, perfetto, è la moto d'acqua, la migliore. Perfetto, andiamo verso Citra. In teoria dovremmo proseguire di... No, qua no, dobbiamo fare il largo di qui. Che bello, quanto mi ricordo quando andavo a caccia di squali, raga, che c'erano dei video su YouTube che mi passavano. Io non avevo ancora il gioco, ma non avevo manco la console, perciò sbavavo davanti a sto gioco, avrei voluto giocarlo un sacco. E poi quando l'ho avuto finalmente, infatti l'ho completato non so quante volte, e addirittura l'ho completato anche bene, raccogliendo tutte le reliquie, tutte le lettere perdute.
Al 100% praticamente. Ok, già stiamo entrando nella zona. Vediamo, mi fermo qui, ci facciamo questo avamposto. Tra l'altro mi sa che ho fatto la cazzata di non mettermelo il PKM. Esatto, abbiamo sempre l'arco e il coso. Vabbè, utilizzeremo questo qui perché gli abbiamo messo comunque il mirino e il silenziatore, quindi. Ok, l'avamposto è questo. Già lì vedo un nemico che non me lo pinga mai sto gioco del cazzo. Ma fammi provare una cosa. Se utilizzassi... Ah, non ce l'ho. Non ho la siringa istinto di caccia al momento. Perché volevo provare se magari mi pingava anche loro. Ok. Non ne posso più. E l'intera isola se ne vada a fanculo. Ok. Ok, ok, stiamo facendo delle robe. Cazzo! Quanti mo... Attenzione, furtivamente ce la facciamo. Non ce ne frega un cazzo, diglielo. Perfetto, perfetto. Dai, qua erano abbastanza... Guarda come subito vengono i Rakiat a far capire. Guarda che qua io ho fatto qualcosa. Grazie, cioè abbiamo fatto delle robe. Invece non hanno fatto un cazzo. Oh, abbiamo qua pure il PC. Questo ci dà sicuramente esperienza. Allora, ci equipaggiamo la mitragliatrice. Ma anzi, sai che ti dico? È arrivato il momento di comprare questa mitragliatrice. Anzi, no, 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 no. Perché? Perché? Perché stiamo facendo questa cazzata? Prendiamo il cecchino 1800, l'M700. Così, e lo equipaggiamo al posto dell'arco. Vendiamo tutto ciò che abbiamo. Vabbè, preparazione. Allora, caccia. Ci facciamo 5 istinto di caccia. Così vediamo se poi funziona pure con i nemici. Ok, nuova ricerca, amore eterno. Abbiamo sbloccato un'altra missione secondaria. Fammi lottare qua. Non c'è nulla da temere. Ah, cagare. Ci prendiamo. Purtroppo non ce l'abbiamo silenziato ancora. Questo è un peccato. Bene, adesso che abbiamo la macchina possiamo dirigerci verso questa benedetta Sidra. Sidra, come cazzo si chiama? La sorella di Vass. Mamma mia, quanto sono fighe queste stradine, raga. Il ponte, guarda qua. Guarda che bello. Soprattutto sono percorribili, cazzo. Ah, ma prima aspetta, prima di andare avanti, raga. Noi abbiamo 2 punti abilità. Vediamo cosa possiamo fare. Aspettate un attimo. Ma qua è tutto bloccato. Perché? Ah, devo completare alcune missioni per bloccare alcune abilità. Possiamo fare nuotatore, così nuotiamo il 25% più veloce. Per adesso non mi serve altro. Ok, è chiaro che dobbiamo cercare di fare un po' di missioni. Ok, occhio perché qua entriamo in una zona ostile. Ci possono sparare in ogni modo. Guarda quanto è figo qua. Burger snack. Che bello, raga. Che bella sta roba. Ok, in teoria siamo arrivati. Vedo già il ping. Perfetto, parcheggio direi top. Ah, lo spingo così. Mamma mia. Ed eccoci qua. Tra l'altro io mi raccoglierei un attimo questa pianta verde, raga. Non abbiamo modo di fare dei medikit. Ok, siamo qua. È tipo un tempio. Jason, stai fermo. È ben in vista. Non improvvisare, ok? Dennis! Chi è quello al tuo fianco? Un giovane guerriero. È qui per essere presentato a Sitra. Procedi! Attenzione, Sì. già. C'è una certa sicurezza. Sitra è una persona importante. Qui, stammi vicino. Vai, sono qua, Dennis. E non correre così che mi fai. Guarda, attenzione, guarda gli scatti che ogni tanto inizi a fare. Ok, io vado avanti. Guarda qua. Stammi vicino. Questo sono questi qui. Il Burumbu. E ora? La tribù. Oh, ehi! Di qui, Sto avanzando. seguimi. Ci metti 3 ore, vado avanti, perdona. Dennis, hai portato un estraneo. Ah, ne ho trovato uno che non fallirà. Indietro. Berhanti! È una gnocca. Mostrami il braccio. Lui è Jason. È l'uomo di cui ti ho parlato. Ciao. Ti hanno insegnato in America a parlare senza permesso? No, l'ho imparato in Francia. Senapanka Bawa. Che non so che cazzo significa, ma sti cazzi. Ah, abbassate le armi. Penso. Sei audace a scherzare in faccia alla morte. Belli. Te li riderò dopo averteli tagliati. Non ti piaceva scherzare?
Guarda che ti trombo io, ti faccio vedere. E vedono il tempio. Pochissimi la corte interna. Perché ti trovi qui? Mi serve la forza per sconfiggere Vass e salvare i miei amici. Tutto qui? Non muoverò il mio esercito per te. Tu sei un agnello, non uno di noi. Beh, allora diventerò un guerriero. Che carino. Vai via. Ha preso mio fratello! È stato Vass. E farò di tutto per riprendermelo. Guarda lì, Jason, che non ha paura. Varicanza erba. Che cazzo significa? Dammi l'erba? Dammi l'alcol? Ci ubriachiamo, non ci Portami ciò che è pensiamo? andato perduto e ne parliamo. Cazzo è? Wow. Già, Sitra ha visto il tuo fuoco. Che intendeva? Portarle ciò che è andato perduto. Bevi, amico, e avrai la tua risposta. È roba pericolosa. Parli perché hai paura. Lo desideri il potere di salvare i tuoi amici? Sì. Allora bevi. Attenzione. Poi questo qui è un super veleno, se non sbaglio. Passiamo tutta la vita a risparmiarci. Immagina tutto quello che potresti fare se solo ti prendessi quello che vuoi. E qua siamo stradrogati, ma proprio malamente, ubriachissimi. Perché penso che questo qui mi pare che era un super veleno dove solo i più forti sopravvivono, capito? E noi ovviamente siamo dei pro player. Oh, oddio. Oh. Perché vedo una bottiglia lì? La vedete? Attenzione. Oliver. Kit. Riley. Che cazzo è? Buon uomo. Cerca l'oggetto che Sitra desidera. Ma che cazzo? È strafulminato. Però sono molto belli come hanno fatto, come hanno realizzato questi momenti, diciamo, di ecstasy, no? Poi siamo sotto effetto di qualcosa e vediamo roba. Guarda come crescono gli alberi. Come Zeus continua a sparire così. Insomma, roba interessante. Buon uomo, lei mi sa aiutare? Buon uomo. Entro qui? C'è permesso. Dove cazzo sono? Siamo nei fondali. Mi vai bene anche al sangue, come una bistecca. Che cazzo di preliminari malati. Ma questo è cosa? Questo è il mio amico Kate che è stato preso da qualcuno che è un bastardo. Sei quasi arrivato alla fine. Dai! Veniamola! Mamma mia, Vass quanto è fatto bene, raga. Vengono sempre i brividi quando parla lui. Se vuoi lavorare per me, devi seguire le mie regole, ragazzo. Sono tre gli ufficiali, diciamo. Non è solo Vass. Noi andiamo di qua. Saliamo in questo percorso incredibile. Il pugnale della vita. Che cazzo è successo? Siamo è finita. Ancora mi tocca il tatuaggio. E rotti i coglioni di approfittartene. Ho visto il mio amico e il mio fratellino Riley. E poi ho seguito un uomo vestito di bianco. Ho visto una baraccopoli, un bar. Era tetro
e squallido. E un pugnale antico? Già, un pugnale antico con la lama decorata. Come lo sai? Parli nel sonno. C'è una baraccopoli. Si trova a est, in territorio pirata. Parlo nel sogno, io pensavo. Ok, allora è lì che sto andando. Oh, è davvero molto grande. Come fai a trovarci un pugnale? Facile. Inizio con l'uomo in bianco. Siamo convinti di quello che facciamo, siamo decisamente convinti di quello che facciamo. Bene, quindi esci dal tempio di Sitra. Ok, andiamocene da qui intanto. Arrivederci, voi non mi state simpatici. Un punto abilità guadagnato. Bene, bene, bene. Perfetto, missione completata. Nella città malfamata adesso. Quindi dobbiamo andare in questa baraccopoli a cercare quest'uomo in bianco, vestito di bianco, che abbiamo visto. Io l'unica cosa che farei però prima è andarmi a conquistare la radio in modo da vedere questa parte di mappa. Abbiamo tra l'altro un punto abilità, ma non so se ci ha sbloccato altre robe. Sì, invece ci ha sbloccato altre robe. Allora abbiamo la possibilità di respirare più a lungo. Ricarica mirata, posso ricaricare mentre miro. Le siringhe che prepari durano il 25% in più, questa potrebbe essere utile. Posso usare l'arma mentre mi lascio dai cavi, ma non abbiamo attualmente una secondaria. La guida evasiva, le tecniche di ridurre i danni da abbattimenti di sequenza, questo è molto utile, perché posso uccidere uno e passare subito all'altro e l'altro ancora e così via. E poi potrei farmi di ottenere una salute aggiuntiva. Bene, bene, molto molto bene. Allora, l'antenna dovrebbe essere di lì. Allora, vediamo come, con i tempi come siamo. Sì, dovremmo riuscire a prenderci pure la nostra antenna. Tra l'altro vorrei provarlo sto gecchino. Vediamo se vediamo qualche bastardo nell'aria. Magari ci facciamo, raga, un avamposto tutta così col cecchino. Cos'è? Sento dei rumori. Un cane. Là. Cambia arma. Perché non cambia arma? Non cambia arma. Ok, l'ha cambiata. Non li vedo. Dai, che vai a cagare. Uno, non li vedevo. Due, non cambia arma. E c'è questa cosa che odio, che non mi cambia l'arma con la rotellina del mouse. Ok, in teoria dovremmo risalire questa zona. Sì. Cagare. Niente, niente, no. Però penso di averli fatti. Mamma mia, dammi tutto, dammi tutto. Che bastardi questi qui, che bastardi. Si approfittano della brava gente che cammina qui in strada. Figli di puttana. Ok, i colpi ce li abbiamo. Ah, così cambio le letali. Ma è una rottura di coglioni cambiare qui. Io voglio cambiare l'arma così. No, dai. Ma non è possibile, questo gioco registrarlo è veramente un incubo. Ok ragazzuoli, ci risiamo. Purtroppo sto gioco crasha in continuazione. Io non so se è un problema del gioco in sé, se è una questione dell'Ubisoft Club. Io non ne ho idea, però crasha in continuazione. Quindi di tanto in ogni episodio, infatti si può dire in ogni episodio che carico c'è il crash. Guardate qua già come inizia ad essere un po' più rotta le cose esterne. Belle, pure su Far Cry 4 sono state fatte molto molto bene le antenne. Ok, questa è l'ultima scalinata. Perfetto, ok, abbiamo scoperto una grotta su una spiaggia. Un tempio, ma penso sia quello di Sitra, sì. È un aeroplano così abbattuto, molto antico e tra l'altro giapponese. Un aeroplano giapponese. Quindi possiamo presupporre che i soldati trovati su quest'isola sono giapponesi. Lì c'è un deltaplano da quella zona, quindi io mi butterei lì. Allora, qua abbiamo cani rabbiosi, cinghiali, bufali, casuari. Dove siamo noi? Noi dovremmo andare praticamente in questa baraccopoli, ma è lontanissima, anche se possiamo fare un viaggio rapido. Quindi io farei che in questa baraccopoli ci andiamo magari nel prossimo episodio e con voi ci andiamo a liberare tanto questo avamposto qui. Peccato che non posso buttarmi, madonna. Ho sbloccato un fucile. Andiamo a fare questo avamposto probabilmente. Fermi. Fermi tutti. Dammi la carne, cane di merda. Cazzo.
Ah, ma è il dingo. Oddio, sei tu il dingo. È tipo un cane. Non lo sapevo. Questa mi serve un casino. Mamma mia, no, mi serve troppo a me quel... non pensavo del cane. Comunque sono rispawnati di nuovo. Perfetto. Perfetto. Dovremmo averne abbastanza. Pare che con 4 già potevo farmi una roba. Non mi ricordo cosa, ma era anche molto importante. Perfetto, cosa posso realizzare? No, il portarazzi, no. Ecco, lo zaino. Zaino grande. Ci serve l'orso immortale per fare questo zaino. Queste missioni qui, vi faccio vedere, sono delle missioni dove noi dobbiamo trasportare questa cosa medica in un avamposto vicino. E quindi dobbiamo fare una sorta di prova a tempo, passando per i checkpoint. Ecco, io ho sbagliato tutto perché pensavo di dovessi seguire solo la strada. Invece devo proprio centrare il punto. Io penso di aver ucciso un altro dingo così a caso. Ok, vediamo se ce la facciamo. Attenzione. Sterrato. No, dove cazzo è? Ah, è più avanti, è giusto. Attenzione. Siamo arrivati. Eccolo qua. Con tanto di sgommata. Missione rifornimento completata. Vedi, ci dà $250. E ora una pezzabondami. Ok. Ma sei solo tu qua? Shhh, nessuno ha visto niente. Perdonatemi, io sono senza veicolo, me l'ho rifotto cortesemente. Ok, quindi possiamo andare verso questo avamposto. Fattoria. È una fattoria. Oh, c'è un casuario. Aspetta un attimo. Fammi vedere questi qui magari a cosa possono servire. Foglio di casuario. Oh, posso realizzare una ricetta, vedete? Adesso andiamo a vedere cosa possiamo realizzare. Preparazione. Non ci credo, il portafoglio. Sì. Con lo squalo che avevamo cacciato ci siamo fatti il portafoglio. Finalmente possiamo ottenere più soldi. E con i soldi possiamo, volendo, comprare armi finalmente che costano anche più di 2000. Andiamo a fare questo avamposto. Ok, siamo arrivati. Cosa cazzo sei? Un casuario di nuovo che rompe i coglioni. Aia. Madonna. Ma è aggressivissimo. È uno strunzo. Ok, abbiamo uno di guardia lì, un cecchino lì. Aspetta, prendiamo la fotocamera, va. Cecchino, altri 2 soldati lì. Un altro cecchino qua. Questo è un po' già più tosto, raga, da fare. Vediamo se riusciamo a farcelo furtivamente. Magari aggiriamo tutta la situation da qui. Allora, intanto io eliminerei i cecchini. Sono quelli che hanno più visibilità sugli altri. Cagare. I ribelli. Cristo santissimo, ferito! Perdonami. Perdonami. Meno male che ho sparato all'allarme. Che cazzo ho fatto? Mi levi dal cazzo. Ok, rimane l'ultimo. Guarda lì come tira la granata. Fa culo, faccio un quick. Madonna. Cagare. Gli ho preso la mano e l'ho one shottato. Allora, questo ce lo siamo fatti un po' a cazzo perché non pensavo mi sgamasse quello lì così, ma vabbè. È andata così. Allora, luttiamo tutto. Tanto ci sblocca un casino di missioni secondarie che io... Vediamo se possiamo mettere il silenziatore al cecchino, che sarebbe molto comodo. C'è il computer, possiamo trasportare 6000, raga, attenzione. Possiamo vendere sicuramente tipo la cotenna di maiale. Cotenna di maiale, possiamo vendere anche il tapiro volendo. No, le piante magari. No, la tigre no. Perfetto, abbiamo 1000. Ecco, con questi 1000 intanto abbiamo sbloccato un mitra, attenzione. Caso le cose si mettono male, abbiamo l'MP5, bellissimo. Però abbiamo questo qui. Possiamo metterci un bel mirino. Il silenziatore. Perfetto, a posto del cecchino per adesso. Guarda lì, vediamo. Guarda che bel mitra che abbiamo. Perfetto, allora, prima di salutarci ci andiamo a fare pure questa missione secondaria. Ricercato morto. Un pirata sta creando problemi nelle spiagge e nelle vicinanze. Onora i Rakyat. Non rompere il cazzo. Bene, andiamo da questo pirata, dai. Facciamo vedere chi comanda qua nelle spiagge dei Rakyat.
Ok, non chiedetemi come cazzo hanno fatto a non vederci. Ma sono molto tranquilli. Minchia, ma uno è un corazzato, raga. E quello potrebbe essere un problema. Oh cazzo, c'hanno pure un cecchino lì. Dovrei cercare di eliminare prima il cecchino. Vediamo se riesco a fare un colpo alla testa. Ok. Ok, con calma. Con calma. In teoria rimane... Minchia, c'è un altro cecchino? Non lo so, forse dietro le piante. Che cazzo, uno lo devo uccidere per forza. Questo lo devo uccidere col pugnale, quindi non posso... Tiro una pietra. Ok? Sì, 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 attenzione, guarda come aggiriamo tutta la situation. Bene, qua c'era il bastardo che abbiamo ucciso prima. Guardalo. Sapevo che c'era un altro cecchino io. Infatti era troppo strano che loro da girati mi vedessero, infatti. E che era bello mimetizzato il bastardo. Saccheggiamolo. Ok. Sti cazzi che moriamo. Le abbiamo tutte fatte così ormai. Chi si è visto il primo episodio sa che li abbiamo tutti eliminati, sti ricercati, morendo anche noi. Quindi mi va bene così. Missione completata. Mi preparerei anche due robe qua, kit medici. Signori, dai, io direi che per questo episodio possiamo salutarci qui. Nel prossimo episodio andremo finalmente verso questa baraccopoli. Magari facciamo un viaggio rapido qui, che lo possiamo fare. Ci andiamo ad attivare l'antenna direttamente. Quindi alla prossima. Ciao belle mie.